Weekend importante per Gorizia, sempre nell'ottica di Go 2025, con il weekend del 12 e 13 ottobre del 2024 che sarà dedicato al nono raduno nazionale delle fanfare delle Brigate Alpine congedati, e in studio a Friuli in diretta a svelarci il programma della 2 giorni dedicati agli alpini c'è stato Paolo Verdoliva, presidente dell'ANA Gorizia. Abbiamo il sabato, mentre una fanfara fa le prove per il concerto della sera all'Auditorium della Cultura Friulana di Via Roma, si terrà alle 20:30 il concerto di tutte le fanfare, una alla volta si esibiranno. Il pomeriggio, mentre fanno le prove nello stesso auditorium, una fanfara si sposterà in Piazza Vittoria e farà qualche esibizione, e l'ultima fanfara che si esibirà intorno alle 18:30 circa, la fanfara Cadore, farà anche un carosello tipico della loro storia musicale. La sera, come dicevo, ci troviamo all'auditorium e praticamente finisce la giornata del sabato. Poi ci ritroviamo la domenica mattina Alle 10, giusto? alle 10, al Parco della Rimembranza. Esattamente, perché noi, come nostra tradizione, avremo un momento della memoria e del ricordo. Inizieremo con l'alzabandiera presso i pili che ci sono nel Parco della Rimembranza. E al presidente Verdoliva abbiamo anche chiesto quale sia il flusso di giovani che si iscrivono all'Associazione Nazionale Alpini, se esiste quindi un fluido ricambio generazionale. Abbiamo un importante lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni, che sono i campi scuola, e anche nella nostra regione ne sono stati fatti diversi, e questi campi scuola hanno e stanno avvicinando tantissimi giovani. Questi giovani poi potranno in futuro essere impiegati o nella protezione civile o nel servizio civile o in quello che potrà essere una delle soluzioni sulle quali il governo e il Parlamento italiano stanno discutendo, che potrebbe essere un servizio da dare alla nostra patria.